treno regionale 5523 di Trenitalia, proveniente da Trento e diretto a Bassano del Grappa, delle ore 15:09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Che bel viaggio abbiamo fatto, siamo scesi nella stazione di Solagna, ah sì, Solagna, piccola frazione nel lungo canyon della Valle del Brenta. Eh sì, questa è una terra che ha tanto da raccontare, una lunga storia alle spalle, ma sicuramente un grande futuro e oggi ve la vogliamo un po' raccontare. Storia di Solagna, di antica origine, i Longobardi posero un presidio militare dal quale potevano controllare tutta l'intera vallata. La competenza di Solagna si estendeva allora su un vasto territorio e nei secoli successivi, pur passando sotto il dominio francese, non perse la propria importanza. Infatti, quando nel 917 Berengario, il re d'Italia, ne fece dono al vescovo di Padova. Il territorio rimase sotto l'influenza padovana fino alla fine del XII secolo. Bassano per prima e poco più tardi i comuni della valle giurarono fedeltà a Vicenza, ma passarono ben presto sotto il dominio degli Ezzelini, che vollero l'erezione di una torre. All'estinguersi dell'epopea degli Ezzelini, l'intero territorio fu conteso fra Padova e Vicenza ed infine divenne definitivamente territorio padovano all'inizio del Trecento. Solagna, patria di Bartolomeo Ferracina, che nacque il 18 agosto del 1692 e morì a Solagna il 24 dicembre del 1777. È stato un orologiaio e ingegnere italiano, ma fu proprio l'attività di orologiaio a procurargli la notorietà presso l'opinione pubblica. Realizzò modelli di qualsiasi tipo e dimensione degli orologi, appendo a quelli con automi, da quelli da tavola a quelli da torre, più o meno dettagliati con l'indicazione delle fasi lunari, nel motto degli astri e dello zodiaco. Ma come sono cambiati oggi i piccoli comuni? Quali necessità e soprattutto quali saranno gli scenari del futuro? Anche oggi ci sono i Bartolomeo Ferracina, non saranno costruttori di orologi, ma saranno inventori di un ritrovato spirito partecipazionale. Oggi Solagna può vantare tantissime attrattive, una ciclopista che potrà essere espressione di conoscenza di un vasto territorio che potrà far conoscere la storia d'Italia attraverso percorsi della memoria e far visitare ai turisti le meraviglie del massiccio del Grappa e non solo. Ci sono uomini che ci consentono di conoscere gli angoli del fiume Brenta nascosti da anni di ipocrisia. Occasioni queste che ci hanno spinto in questi anni nel capire quali sono i personaggi che attraverso il lavoro quotidiano riescono a far sistema e operare nel modernissimo mondo del cross marketing, come Ivan Pontarollo, che da anni è custode del fiume Brenta e che con la sua iniziativa lo fa conoscere anche ai più giovani, i quali potranno bene parlare ai loro genitori delle bellezze riscoperte attraverso le vie del Brenta. Certo che la Valle del Brenta è piena di questi personaggi che costruiscono orologi diversi. Hanno scoperto forse il valore del tempo, un tempo che non deve essere aspettare il proprio destino, ma essere protagonisti del proprio destino, facendo conoscere un territorio ad alto contenuto turistico. Allora Pierpaolo, Val Brenta vuol dire opportunità, in questo caso Solagna vuol dire opportunità e anche insomma quello che si svolge qua con l'Ivan Team.
e insomma è propedeutico anche per la scuola, anche per il dopo scuola. Avvicinare gli studenti allo sport è qualcosa che è imprescindibile per la crescita. Sì, questo binomio con il liceo sportivo è partito già qualche anno fa e grazie a Ivan che ci mette in mano la sua struttura e noi, diciamo, allenatori del gruppo sportivo della Forestale, abbiamo creato questo binomio che va avanti. Oggi è una giornata un po' freddina, però penso che i ragazzi si divertiranno ugualmente. Adesso la Forestale si riunisce col gruppo dei Carabinieri, cosa cambierà? Ma spero per noi sportivi niente. Noi dobbiamo cercare sempre di dare il massimo in tutti i campi del mondo e come abbiamo vinto le Olimpiadi da Forestali speriamo di vincerle anche come Carabinieri. Allora Ivan, da ex campione della canoa tu hai portato, ne hai fatto una ragione di vita a quello di far praticare questo sport che è uno sport meraviglioso, oltretutto è uno sport che avvicina veramente le nuove generazioni alla natura, non aver paura di toccare l'acqua, di toccare la terra, di capire dove stiamo, dove viviamo. È una giornata oggi per me meravigliosa con il liceo sportivo e Pierpaolo Ferrazzi, eravamo atleti anche con Dario Ferrazzi insieme e ci confrontavamo sulle acque di tutto il mondo in competizioni internazionali. Oggi invece ci confrontiamo con i ragazzi in un progetto importante per poterli portare a avvicinare il fiume. In questi ultimi 20 anni il fiume è cresciuto in maniera esponenziale, ma a favore del fiume perché c'è molta più sensibilità e la gente ha più rispetto e lo vive in maniera completamente diversa, non è più una cloaca dove si buttano dentro le immondizie, ma viene pulito, rispettato e vissuto. Questo è un grande risultato che abbiamo fatto in questi 20 anni. La Valle del Brenta ha una sua valenza, ma anche le persone che ci sono dentro hanno un loro valore e questo è il connubio più importante che deve esserci. Noi continuiamo su questa strada, abbiamo iniziato tanti anni fa con le scuole locali che però è andato perso come progetto, sempre Forestale, la nostra scuola di Vastagna e gli istituti, abbiamo ripreso con il liceo e io spero di continuare un po' con tutti, con tutto il territorio su questa strada. Qui a Solagna abbiamo una situazione ideale, un centro meraviglioso a casa sul fiume, il centro rafting nazionale e anche la diga di Mignano che permette questo acqua piatta e per l'avviamento alla canoa è numero uno, tanto è vero che qui abbiamo 100 canoe parcheggiate perché il nostro club è uno dei primi in Italia che fa agonismo e atleti che va a livello internazionale, va ai mondiali e vince un sacco di titoli italiani. Allora, intanto piacere averti Diego qua Grazie. nella Valle del Brenta. Il bello è da scoprire. Solagna, la Valle del Brenta, spetta soltanto a noi essere un po' artefici del nostro futuro. È una sorpresa la Valsugana perché, e soprattutto le sponde del fiume, perché io anni fa con Ivan ho fatto un giro da privilegiato perché c'era lui, quindi mi faceva vedere gli angoli particolari. Sono rimasto stupefatto da un mucchio di cose che non immaginavo. Io non immaginavo che lungo questo fiume ci fossero delle insenature, delle cose così belle, così particolari, anche così romantiche. Quindi il suggerimento che do io ai romantici e agli innamorati di farvi un giro da queste parti, è un giorno indimenticabile. Se poi scegliete un giorno di sole e vi mettete anche una buona protezione, tornate a casa abbronzati. Detto questo, va da dire anche che tu sei abituato a Milano, Roma, sono le grandi città. Queste cose qua, insomma, neanche si possono pensare. Quando arrivi qua dici, ma questo è un paradiso terrestre. Forse coloro che vivono qua non sanno esattamente la bellezza. No, ma i veneti molto spesso non sanno che cosa hanno intorno. Se uno va la sera all'imbrunire a Feltre, nella parte storica di Feltre rimane basito, se uno va a Montagnana, se uno va ad Arqua Petrarca, torna a casa e dice Dio mio non mi sono mai accorto di avere tanta bellezza intorno, quindi questo è assolutamente da considerare. E io a volte sento la gente che dice ma come mi annoio, non vedo l'ora che arrivi sera. Mia madre e mio padre dicevano sempre quando erano in vita cosa c'è che femo de mangiare un co, ed era il primo pensiero del mattino. Il pomeriggio è cosa c'è che femo da mangiare stasera, ed era appena le 3 del pomeriggio. Ecco, organizzarsi con un pullman, cominciare a guardare, a vedere che cosa c'è, vederti il centro di Trento, vederti Montagnana, andare dà un senso alla vita.
dà un senso alla vita e soprattutto toglie tempo agli stupidi pettegolezzi di cui viviamo e alle piccole fragilità che ci inventiamo di giorno in giorno. Questa è Solagna, terra degna, terra che si deve e si può conoscere. La Valle del Brenta non deve essere più una scommessa. Oggi la valle è una visione di un turismo unico, ma soprattutto vero. L'hotel alla Corte è situato in un borgo ai piedi delle colline bassanesi, a 2 passi dallo storico Ponte degli Alpini. L'hotel alla Corte dispone di 32 camere di categoria superior, finemente arredate e attrezzate con i comfort più moderni, dotato di rete Wi-Fi, disponibile gratuitamente in tutta la struttura. I nostri ospiti troveranno un ambiente accogliente e ideale per buffet, cerimonie, banchetti, incontri aziendali e appuntamenti d'affari. Inoltre la struttura è fornita di ampio parcheggio custodito la notte. La nostra struttura vanta il servizio Bike Hotel per un noleggio e custodia biciclette, spazio per lavaggio e officina. All'hotel alla Corte sono annessi un ristorante e una pizzeria. Per gustare i nostri prodotti potrete scegliere diverse sistemazioni, fra cui una fresca terrazza estiva. Hotel alla Corte. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Un percorso cicloturistico che dalla Baviera ti accompagna nella città più bella del mondo, Venezia, troverai il Bici Grill Ristorante Birreria Cornale, con specialità bavaresi e le favolose pizze anche con pasta integrale e lievito madre, accompagnate con l'ottima birra Augustiner. Ristorante Birreria Bici Grill Cornale, a pochi chilometri da Bassano del Grappa. (4.444 scalini, anzi no, scaloni, un tunnel perpetuo che collega l'altopiano di Asiago con Nevastagna, detta anche Perla della Val Brenta. 4.444 scaloni che ti spaccano letteralmente le gambe, ma che ti lasciano il ricordo sofferto di una passeggiata particolare che ossigena i muscoli e ti mette faccia a faccia con te stesso. Salendo o scendendo, poco importa, le domande che ti fai sono tante, anzi, forse sono troppe. Partendo da lassù, ti inoltri in un tunnel incantato. Dopo pochi minuti hai la strana sensazione che il mondo che conosci non ti appartiene più. Realizzi questo macroambiente e ti basta. Anzi, no, non sei nel mondo dei sogni, ma è una lunga chiacchierata con il passato.
Sono 810 metri di dislivello. Si chiama Calà del Sasso, un'opera dell'uomo unica e colossale. Calà del Sasso non è Cortina o Madonna di Campiglio. Calà del Sasso è la montagna che ti fa soffrire, è la montagna che non si raggiunge comodamente in auto per poi dire sono stato in montagna. Ma quando mai? Quando l'hai percorsa e conquistata, ti senti dentro la sensazione di essere in montagna. 4.444 scalini che servivano per far calare il legname fino a Venezia. Una vera e propria pista da dove i legnaioli con perizia addomesticavano la folle corsa dei tronchi. Ma subito si è rapiti dalla grandezza che ti circonda, sei completamente avvolto da felci, muschi, piante rampicanti che disegnano capolavori sulla roccia, una calda coperta che ti ristora l'anima. Ma dove sono? Non è possibile essere in Italia. Sembra di essere in America, in Perù. Ma com'è possibile che tanta bellezza non sia studiata nei libri di testo? Questa è la Val Fregela, che da Foggia ti fa scendere a Vastagna, la perla della Val Brenta. Chissà se in altre parti del mondo esista tanta bellezza. Ma noi siamo italiani, difficilmente siamo in grado di declamare tanta maestosità. Forse ci siamo impigriti, siamo molto più comodi. Cambiamo canale con un tasto, chiamiamo il mondo con un semplice click, siamo pieni di amici, sì, forse un po' troppo virtuali, non siamo più disposti ad accarezzare la natura. La Calà dovrebbe essere consegnata all'umanità come patrimonio inalienabile per tutti i secoli a venire. A ricordo dell'operosità dei nostri vecchi, che forse non erano così trendy come noi, che forse non erano così social come noi, ma chi se ne frega. Loro hanno lasciato il segno e noi non riusciamo nemmeno più a ricordare.